Ciao ragazzi, io avevo chiesto un paio di etti di formaggio, ma mi sa che mi sono spiegato male. Adesso il primo pezzo lo assaggiamo, Stefano, che vediamo se è buono, lo assaggio io, per tutti vi dico se è buono e dopo ve lo faccio assaggiare. Molto buono, Non avere dubbi, porta pazienza, ma... Reverendo, Evviva! è un frutto della provvidenza, hai visto? È un frutto proprio della provvidenza questo, e dell'arte di saper fare anche queste cose qua. Trasformare il latte e la convivialità. È una bontà divina. Sì. Insomma Massimo, che è quello del formaio e che è quello del formaillon. Esatto, sono proprio quelli del formaillon. Ma com'è nata questa idea? Allora, l'idea del formaillon, in realtà questa forma gigante è nata nel 2013 quando dovevo fare il compleanno, i primi 4 anni del punto vendita. Ho chiesto al casaro mi fai una forma da 4 quintali e mi ha fatto una forma e da lì ho dato il nome del formaillon. E dal 2013 tutti gli anni, quindi un po' prima di Natale, un po' prima di Pasqua, tagliamo queste forme giganti, quindi che quest'anno è di oltre 800 kg perché il casaro l'anno scorso l'ho ripreso perché me l'aveva fatta un po' più piccolina e quest'anno mi ha detto ci penso io, me l'ha fatta da 8 quintali. Si è vendicato. Esatto. Si è vendicato. Quanto latte è stato usato? Sono stati usati 8200 litri di latte per fare 813 kg di formaggio. E che formaggio è? Questo è un latteria, quindi un latte intero, in realtà è la base dell'Asiago, quindi viene prodotto un caseificio del nostro socio Lattebusca a Camazzole, e quindi è un latte intero, quindi sarebbe un Asiago, però non si può chiamare Asiago perché è fuori misura, quindi comunque la procedura è la stessa. È stato prodotto il 28 agosto del 2025, quindi ha un 100 giorni circa. Ma adesso si taglia e poi si mangia anche. Adesso lo tagliamo, lo assaggiamo, vedere se è buono, perché comunque è sempre una sorpresa, perché è una forma gigante, quindi non è detto che non sia... sai mai come... Esatto, e quindi è sempre una scommessa che finora abbiamo vinto, speriamo che oggi. E poi dopo lo si può mangiare scaldato nel panino, abbiamo pensato anche al cotechino, insomma, quindi faremo il panino col cotechino e il formaillon. Ricetta semplice ma bella tosta. Sì, diciamo che sono i sapori della nostra tradizione praticamente, perché il formaillon mangiato in purezza è buonissimo, sa di latte, di burro, eccetera, eccetera, però voglio dire, fuso in un panino caldo insieme anche con qualche fettina di cotechino appena prodotto è veramente il top per noi veronesi. Paninetto così da sopravvivenza. Paninetto da goduria. Ma anche la tua è una storia nata nel formaggio, o sbaglio? Sì, io dal 2009 ho aperto il punto vendita Dispensa dei Sapori Agriform e l'ho creato, quindi ideato insieme alla direzione, e da lì una selezione di prodotti Agriform e adesso anche Parmareggio, quindi Gran Terre, e poi vado a selezionare insieme a Elena, mia moglie, tutte le varie aziende del territorio per appunto avere formaggi ma anche prodotti di nicchia particolari di piccoli produttori locali, comunque italiani. Senti Massimo, ma allora per te cos'è il formaggio?
per me è diventata la mia vita, nel senso che ormai sono proprio quel del formaio, detto così. La dice sempre anche, dicendo il dialetto così, la dice sempre anche a mia moglie Elena che effettivamente sono quel del formaio.